Oltre il 43% dei ricorsi pendenti al TAR del Veneto sono in attesa di giudizio da oltre 5 anni. Il dato preoccupante è stato diffuso dal presidente del Tribunale amministrativo Maurizio Nicolosi durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. A determinare un simile volume di arretrati la cronica carenza di organico negli uffici e le nuove norme che creano una corsia preferenziale per alcuni tipi di ricorsi. Su cause che hanno un interesse dal punto di vista economico rilevante, come quali sono gli appalti anche di strutture di grande rilevanza, si arriva ormai in tempi che per i 2 gradi di giudizio sono un anno e mezzo, quindi sono tempi ragionevolissimi per quanto concerne l'impatto che possono essi avere nella società. Ecco. Il rovescio della medaglia è però che tutti gli altri ricorsi rimangono chiusi nel cassetto, in attesa che i giudici trovino il tempo di affrontarli. Una situazione che dovrebbe migliorare con l'arrivo di nuovo personale. Speriamo che possa essere colmato nel giro di 3 anni, possa definirsi l'organico di diritto, chiamiamolo così, che sono 16 magistrati più il Presidente. Attualmente siamo, compresi il Presidente, con questi 2 nuovi magistrati che arriveremo a 12 magistrati, quindi siamo con 5 magistrati in meno. Ma i tempi della giustizia non sono l'unica apprensione emersa negli ultimi tempi. Da più parti, osserva Nicolosi, i giudici sono accusati di protagonismo per ingerenze in alcuni settori. Quella che viene rappresentata sostiene una realtà distorta che preoccupa perché la forza di uno Stato si misura anche con il rispetto dei cittadini nei confronti del ruolo delle istituzioni. Nota positiva invece il costante calo dei ricorsi, diminuiti del 5% nell'ultimo anno.